Redrime, anticipazione episodio 148. Jeanne e Sanem, un risveglio importante. Jeanne e Sanem si stanno organizzando per la cena. Trovano una rete in una barca e Sanem entra in mare con l'intenzione di pescare. Jeanne le chiede se ha bisogno di aiuto, ma lei vuole fare da sola. Mentre Jeanne prepara il loro giaciglio per la notte, Sanem gli dice che vuole un letto separato. Jeanne le chiede se desidera pure un servizio in camera e Sanem ribatte che non va a dormire con un uomo che non la sente nel suo cuore. Mangiano il pesce, che è molto buono, poi Jeanne torna con una bottiglia di vino e all'inizio Sanem non vorrebbe bere. Intanto Yuma e Selim sono a cena e lui le fa pagare il conto con la scusa che non trova il portafoglio. Jeanne e Sanem sono seduti vicino al fuoco. Lei gli chiede quale parte del suo libro gli sia piaciuta di più e lui risponde quella nella quale lui era Albatros, dove lei l'ha riconosciuto al teatro opera e ha affermato che dentro tutti gli organi hanno cambiato posto per l'emozione. Jeanne e Sanem si risvegliano con lei che ha la testa appoggiata al suo braccio, ma non ricorda nulla della sera precedente. Jeanne racconta che lei voleva trovare un altro giaciglio, poi mentre lui dormiva ha iniziato a ballare vicino al fuoco. Dopo l'ha raggiunto e l'ha invitato a ballare. Lei spera di non aver detto cose senza senso e poi corre a fare il bagno. Jeanne, rimasto solo, ricorda un altro momento della notte passata, quando mentre erano abbracciati sulla riva, Sanem gli ha confessato che ha avuto tanta paura di perderlo nell'incidente. È stata ricoverata in ospedale ma si è ripresa in fretta, perché era sicura che sarebbe tornato. Aggiunge che non importa se stiano insieme o meno, perché le basta che lui non sia morto in quell'incidente. Terminato il discorso, lui avrebbe voluto baciarla, ma lei l'ha abbracciato. Jeanne ritorna alla realtà e, riferendosi a quanto detto da Sanem poco prima, afferma che non crede che quelle parole fossero senza senso. Intanto alla fattoria Meriban parla con Selim e scopre che egli ha contratto parecchi debiti con la donna. Presa dalla disperazione per la partenza del suo amato, Meriban gli dice che se le porterà a Ziz cancellerà tutti i suoi debiti. Jeanne e Sanem ripartono con la moto d'acqua e lei confessa di aver capito che il guasto era solo un gioco, ma ha avuto comunque vivere tale situazione. Mentre Selim va in città facendo l'autostop e salendo poi su un furgoncino riceve la telefonata di una donna, così si scopre che è un impostore che si attiva per appropriarsi di denaro di donne ambienti. Jeanne realizza di aver ricevuto molti messaggi dai suoi collaboratori e lui e Sanem rientrano velocemente in ufficio. Là Jeanne si avvicina a Sanem seduta alla sua scrivania e cerca un contatto fisico con lei, che si sente a disagio. Arriva Aja e Jeanne invita tutti a parlare del suo ufficio con la cliente, che purtroppo comunica di avere degli accordi con altre agenzie. Leila ci pensa e poi decide di scoprire delle informazioni sull'agenzia concorrente. Aja invita Jeanne a un campo dove potranno scalare in presenza di Sanem. Lei chiaramente è molto scocciata della cosa. Leila continua nel suo intento e fa in modo di parlare con Aysel, una sua vecchia conoscenza, che però scopre che lei vuole solo carpire informazioni sull'agenzia concorrente, così la donna se ne va. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!